Sono due sorelle di Martellago, Elisa e Serena Lombardo, le vincitrici dell'8ª edizione del concorso BookChuck nell'ambito della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La premiazione l'altra sera alla Villa degli Autori al Lido. Il concorso celebra l'intreccio tra scrittura e cinema. Azione, questo il titolo del loro cortometraggio, è stato liberamente tratto dal romanzo La lettrice di Giulia Corsarini, edito da Nottetempo. Le due vincitrici hanno studiato scenografia e costume all'Accademia delle Belle Arti. Elisa ha deciso di seguire la sua passione per l'animazione nata quando aveva 4 anni. Serena invece ha deciso di ascoltare il suo bisogno di raccontare storie attraverso la sceneggiatura. Il romanzo è la storia di una badante ucraina che appunto è in Italia per fare questo mestiere, in realtà è una donna colta, una studiosa e quindi in tutte le ore libere frequenta la biblioteca di slavistica dell'università, il romanzo è ambientato a Macerata, quindi dell'Università di Macerata e lì viene apprezzata come studiosa e le viene offerto un contratto di docenza. Poi la parola passa alle due vincitrici del concorso. Inizia Serena. Abbiamo deciso di raccontarlo attraverso una metafora, una simbologia. È una protagonista che si porta dietro un passato e un presente che diventano un peso sulle sue spalle e che si trascina dietro ogni giorno dopo l'altro, ma che è comunque una protagonista che va sempre avanti. Conclude Elisa. Ho curato la parte grafica, quindi mi sono occupata dell'animazione e ho cercato uno stile abbastanza realistico perché volevo comunque sfruttare i simboli ma renderli immediatamente riconoscibili. E proprio il simbolo per noi era la chiave, il modo migliore per poter raccontare questa storia in modo non troppo didascalico e l'animazione ci ha aiutato tantissimo, per noi è stata la cosa migliore.